L'emergenza coronavirus non è circoscritta solo all'ambito sanitario e inizia a produrre i suoi effetti sull'economia. Il mercato cinese è strategico anche per l'export bellunese, che ha nel settore dell'occhialeria il suo core business, e i primi contraccolpi si sono subito fatti sentire. Luxottica, che a Gaobu ha un polo di produzione con 3 stabilimenti e un centro di distribuzione, ha prolungato la chiusura delle fabbriche fino al prossimo 10 febbraio, ben oltre il periodo tradizionalmente osservato per il Capodanno cinese. Sospese le attività di vendita nell'epicentro dell'epidemia Wuhan e a Hubei e bloccate le trasferte da e per la Cina. Stessa situazione per Safilo, che ha uno stabilimento produttivo a Suzhou e gli uffici commerciali a Shanghai. I timori per i risvolti negativi causati dall'epidemia sono forti e per l'economia mondiale già si parla di pandemia. Pagano già i titoli quotati alle borse di Shanghai e di Hong Kong, sofferenti quelli scambiati a Tokyo. Il comparto più colpito è quello del lusso e l'occhialeria è uno di questi, con un giro d'affari stimato in provincia di Belluno in oltre 203 milioni di euro. Ma, spiega la Camera di Commercio di Belluno Treviso, il mercato cinese è importante anche per le aziende della gomma plastica e dei macchinari. Grazie alla Cina, lo scorso anno l'export di macchinari è stato pari a un più 115%, 64% il balzo in avanti del comparto gomma plastica.